Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato per via telematica i sindaci dei comuni capoluogo della regione e ne ha ricevuto un mandato ad agire per il bene di tutti. Un faccia a faccia franco da parte degli amministratori che non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione. Tutte le città sono piene di gente, merito anche delle spettacolari città che abbiamo nel Veneto, però questo problema non abbiamo. Con Zaia abbiamo detto al Presidente hai la nostra fiducia, trova le soluzioni più opportune. Sicuramente non vorrei essere il Presidente della Regione in questo caso. Io l'ho anche detto. Devo dire che il comportamento parte anche da ognuno di noi. Attenzione alle norme di sicurezza, attenzione a lavarsi le mani, a ricambiare l'aria nei nostri uffici, nei nostri locali. Per cui veramente attenzione. Io so che è un periodo, Natale è un periodo splendido, è un periodo in cui c'è l'amore, c'è tutta la voglia di farci stare assieme, di abbracciarsi, però non è così, questo è un Natale diverso, bisogna stare attenti. Un grazie a quanti operano negli ospedali da parte del sindaco Giordani che rinnova l'appello alla prudenza in attesa di misure che saranno condivise in tutto il territorio veneto.